Agrigento al mattino di oggi un sit-in innanzi al comune di protesta, organizzato dal sindacato USB, Unione Sindacale di Base, ruotante intorno alla gestione del trasporto pubblico locale. Oggi siamo stati in presidio e dopo siamo stati convocati dal sindaco del comune di Agrigento per discutere la questione dei trasporti pubblici gestiti dalla TUA, per rimettere al centro la nostra posizione, che è una posizione comunque un'avvertenza di carattere nazionale, che è quella dell'affidamento in house dei servizi di trasporto. Per noi dei servizi di trasporto affidati ai privati non funzionano. Ne abbiamo avuto dimostrazione proprio nel comune di Agrigento in tutti questi anni. Non si può ancora ragionare con le proroghe affidate alla TUA, e quindi abbiamo chiesto al sindaco e anche all'assessore di iniziare a ragionare su un passo nuovo e su un cambio di rotta nella gestione dei trasporti, ossia istituire una società in-house che potesse appunto affidare unicamente al comune la gestione dei trasporti pubblici. Ci sono vari comuni italiani che hanno appunto delle loro società partecipate, quindi delle SPA a pieno controllo dei comuni che gestiscono i trasporti, quindi naturalmente una condizione abbastanza fattibile e che porta comunque dei benefici, perché l'interesse di un'azienda pubblica comunque è diverso dall'interesse di un'azienda privata che guarda unicamente al profitto a discapito del diritto alla mobilità dei cittadini. La riunione è stata sospesa perché il sit-in promosso dall'USB è stato sospeso per altre intromissioni nelle riunioni che è fuori dalle organizzazioni sindacali. Per cui abbiamo preferito rinviare questo tavolo a un tavolo aziendale di normale concertazione tra noi e il sindacato. I sindacati sono riusciti appena a parlare appunto della situazione del contratto, delle proroghe del servizio urbano, proroghe che sono dovute per legge. Non piacerà a qualcuno sentirlo dire, ma purtroppo per loro la legge bisogna rispettarla, e in questo caso il gestore attuale deve continuare a fare i servizi fino a quando saranno completate le procedure di gara. È stato un tavolo molto costruttivo, loro rivendicano delle criticità che in passato sono state rilevate dai cittadini. E noi da parte nostra stiamo portando avanti l'iter burocratico per il bando europeo, è una gara europea, il RUP ci lavora da circa un anno, affiancato da un consulente esterno proprio esperto in questa materia. E siamo rimasti proprio in contatto col sindacato, che ringrazio proprio per l'intervento e per la signorilità dell'esposizione. Scambiate i contatti, scambiate le mail, ogni passo da oggi in poi avanti sarà sempre concordato col sindacato nel rispetto proprio degli stessi lavoratori, ma principalmente per dare un ottimo servizio alla cittadinanza. E naturalmente abbiamo anche preso spunto da quando era stato stabilito in Consiglio Comunale nel settembre scorso, e che è stato inserito naturalmente nello studio che si sta portando avanti proprio per l'espletamento della gara europea. La tematica del trasporto pubblico locale è essenziale come servizio primario ai cittadini, soprattutto quelli che non hanno la possibilità di muoversi autonomamente. Dovete tener conto per esempio di siti sensibili, il carcere che per ora è escluso dal tragitto effettuato come servizio, e di tanti altri aspetti. Bisogna conciliare la tutela dei lavoratori, perché il contratto è stato prorogato ma è in scadenza, la tutela dei cittadini della città a che abbia un servizio efficiente. Per questo mi trovo qui per ascoltare le problematiche e vedere di dare il mio contributo rispetto anche a situazioni che però sono state evidenziate alquanto gravi ai danni proprio della cittadinanza, e che spero che vengano dipanate e risolte al più presto.